Sindaco, in merito agli stipendi, ecco, abbiamo visto tante manifestazioni, il Comune ha ritardato spesso nel pagamento degli stipendi. Qual è la situazione oggi? La situazione è sempre quella, nel senso che noi molto confidiamo nell'apporto dei nostri concittadini con il pagamento delle tasse, perché per un motivo o per un altro Porto Empedocle sembra, fra virgolette, un po' dimenticata. Basti pensare che a tutti gli altri comuni sono state inviate le quote relative alle trimestralità, le 2 trimestralità dei precari, e a Porto Empedocle no, una dimenticanza della Regione. Noi abbiamo inviato per tempo, fra i primi, la richiesta, e invece questioni d'ufficio, non trovavano, insomma. Poi abbiamo anche il grave problema dell'anticipazione di cassa. Abbiamo avviato un'interlocuzione con l'Unicredit, perché noi riteniamo che sia illegittimo il fatto che loro non ci eroghino, a differenza di tutti gli altri comuni, compreso i comuni in dissesto, l'anticipazione di cassa. Comprenderete bene che con 5 milioni di euro in più da spendere noi vivremo una serenità, e anche i nostri impiegati e tutti i fornitori che potremmo regolarmente pagare. Invece così abbiamo giustamente una situazione di asfissia, in cui ogni mese cerchiamo di arrivare proprio a poter pagare almeno lo stretto indispensabile, e devo dire che finora ci siamo riusciti, perché mentre l'anno scorso c'è stato un susseguirsi di mensilità in cui sono arrivate a 6 mensilità non pagate i dipendenti, finora, bene o male, salvo qualche leggero ritardo, la situazione si è andata normalizzando, con tutto che noi manca l'anticipazione di cassa. Certamente, se i nostri cittadini rispondono all'appello di provvedere al pagamento soprattutto della Tari, della tassa sui rifiuti, le cose potrebbero davvero andare meglio.